Il Gotha della siderurgia presente in Friuli alla Daniele Di Butrio per il Forum Europeo dell'Acciaio. Sul tavolo il futuro sempre più green del settore. Nell'occasione premiati anche gli studenti meritevoli del MIZ Academy. L'ex sindaco di Codroipo Fabio Marchetti e la compagna Valentina Battiston sono stati condannati a 2 anni di reclusione per calunnia dal Tribunale di Udine. La vicenda ruota attorno all'acquisto di una casa. Scontro di gioco ieri sera durante un allenamento di RSM Gradisca. Un portiere in prova con la società ha sbattuto la testa addosso a un compagno dopo un intervento di gioco. Il ragazzo 24enne è ricoverato in ospedale. Tavolo di lavoro in prefettura a Udine per contrastare l'aumento dei prezzi di energia e beni primari. Croce Rossa in prima linea per l'aiuto ai cittadini in difficoltà. Il prefetto convoca la grande distribuzione. Entro domattina saranno tutti rientrati alla base, i 9 nazionali dell'Udinese pronti a preparare la sfida di lunedì. Solo 2 tra questi guardano i mondiali. La lunga sosta non spaventa i bianconeri. Buonasera e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il Gotha della siderurgia è presente in Friuli alla Daniele Di Butrio per il Forum Europeo dell'Acciaio. Sul tavolo il futuro sempre più green del settore, dalla produzione a zero CO2 alla digitalizzazione degli impianti. Il futuro green dell'acciaio prende forma in Friuli, dove è in corso fino a venerdì il Forum Europeo del Settore, organizzato da AIST e ospitato nel Centro Ricerche Daniele Di Butrio, presenti i dirigenti dell'industria siderurgica mondiale per presentare esperienze e prospettive. Il green definitivo si avrà con l'idrogeno e l'idrogeno si avrà con le centrali nucleari, che credo che dalle nostre parti sarà un problema, anche se devo dire che in Slovenia... in Romania ho sentito di un progetto che parte con piccole centrali nucleari modulari, americane naturalmente, che ritengo siano ricavate dalla tecnologia dei sommergibili e navi nucleari, quindi piccole, compatte e sicure, e c'è un'associazione di imprese per avere la percentuale di quanto consumeranno. Il tema è questo, le cose si devono fare rispettando l'ambiente e si possono fare rispettando l'ambiente. In Italia, se Metinvest fa quell'impianto che deve fare, diventiamo una delle regioni più importanti per produrre acciaio, anche acciaio green. Le sessioni del convegno mettono nel mirino diversi aspetti, dalla produzione di acciaio a zero CO2 fino alla digitalizzazione degli impianti. Le tecnologie green esistono. Sono tecnologie che anche già vengono adottate, ovviamente c'è bisogno di investimenti, su questo il soldo pubblico è fondamentale, comunque c'è sensibilità, soprattutto negli ultimi 2 anni mi viene da dire, sensibilità verso il green da parte dei governi, non solo europeo. Sono state consegnate oggi al Centro Ricerche del Daniele a Butrio le borse di studio per gli studenti meritevoli dei corsi di meccatronica del MIZ Academy. Sul palco 5 studenti e 2 studentesse. Giovani, bravi e già impegnati nel lavoro. Il palco del Centro Ricerche della Daniele Di Butrio, nell'ambito del Forum Europeo dell'Acciaio, ha visto la consegna delle borse di studio agli studenti meritevoli dei corsi post-diploma di meccatronica del MIZ Academy. Questo valorizza il percorso che noi facciamo, ma ancora di più perché lo fa conoscere alle aziende del mondo europeo proprio nell'anno in cui finalmente gli istituti tecnici superiori sono formalmente stati riconosciuti come sistema terziario professionalizzante. La capacità di impegnarsi, la capacità di essere proattivi è quello che permette di crescere, di essere riconosciuti e di farsi strada. La fortuna degli ITS è quella, e del MIZ in particolare, è quello di avere rapporti molto forti con le aziende. A ritirare i riconoscimenti del valore di 6.000 euro ciascuno messi a disposizione dalla Danieli e dal suo presidente Gianpietro Benedetti sono stati gli studenti Luca Tessaro, Giada Fortunaso, Cristiano Chiarotto, Simone Vacchiani, Lorenzo Negrin, Elison Lorandi e Gioele Sartelli. Un corso che ti dà la possibilità comunque di crescere, di entrare subito a contatto con le aziende. Per me è un grande orgoglio sia aver ricevuto la borsa di studio, sia aver potuto far parte della squadra di Danieli, in particolare Danieli Automation. Che cosa ti ha dato in più questo corso? Molte competenze sulla parte del disegno meccanico e anche la stampa 3D.
Mi sono accorto che comunque lavorando lì in stage ci sono talmente tante cose nuove che puoi fare, scoprire eccetera, che a me basta intanto entrarci e poi pian piano capire cos'è che realmente mi piace a me fare. Di futuro green, dell'acciaio, del ruolo strategico del Friuli nelle nuove sfide energetiche, della formazione dei giovani attraverso il MIZ si occuperà questa sera Elettroshock a partire dalle 21. Nel corso della trasmissione saranno proposte le interviste ai protagonisti nella giornata svolta al centro ricerche del Danieli a Butrio. In Friuli Venezia Giulia ci sono ottime prospettive per il sistema logistico, ma serve più interconnessione con le aree industriali, ciò che è emerso al convegno Logistica e Intermodalità organizzato da COSEF in collaborazione di Confindustria Udine oggi a Palazzo Toriani. Rendere più efficiente la capacità produttiva e la infrastrutturazione logistica sono elementi determinanti per essere competitivi e generare valore aggiunto. Lo ha detto la vicepresidente di Confindustria di Udine, Anna Mareschi Danieli, intervenendo al convegno su logistica e intermodalità. Il Friuli Venezia Giulia, ha detto ancora la vicepresidente, è sulla strada giusta per lo sviluppo del settore manifatturiero e per rendere la nostra regione attrattiva per investimenti che accrescano la competitività del territorio e il valore aggiunto dei prodotti. Ci sono questioni che vanno risolte, come l'annosa problematica dei dragaggi di Porto Nogaro, che ha fatto perdere un valore di circa 100 milioni di euro. Se questo porto non riesce a raggiungere il pescaggio sufficiente, se questo porto non viene interconnesso al retroporto, questo continua a creare dei constraint che all'industria fanno davvero male. Oltre a questo si parla per esempio di zona logistica semplificata. Come si fa a bloccare il progresso o a dire dimmi esattamente dove tu vorrai espanderti? Non è così che funziona. Noi abbiamo bisogno di flessibilità. La Regione dal canto suo conferma la volontà di investire sulla logistica e in particolare su Porto Nogaro. Sì, la Regione Friuli Venezia Giulia si è impegnata con le prime risorse economiche, parliamo di 20 milioni di euro, siamo consapevoli che le stesse non basteranno, si parla di investimenti per circa 80 milioni di euro, ci sono state delle risposte significative, parlo di Porto Nogaro, Metinvest Danieli, insomma c'è stato un cambio di passo significativo. Il personale del terzo reggimento guastatori dell'esercito italiano di Udine è intervenuto per la messa in sicurezza dell'area in cui lunedì pomeriggio si è verificata un'esplosione a San Pier di Sonzo che ha causato il ferimento grave di una persona. Il sopralluogo congiunto con i carabinieri della compagnia di Gradisca di Sonzo ha permesso di escludere ipotesi di reato di matrice terroristica e anche infortuni sul lavoro. Secondo quanto emerso all'interno di un'officina della centrale di trasformazione elettrica, un operaio dopo il proprio turno lavorativo per causa in corso di accertamento è stato investito dalla parziale detonazione di un residuo bellico di piccole dimensioni che aveva egli stesso trovato. L'uomo è ancora in condizioni critiche, con prognosi riservata. La centrale elettrica non ha subito danni. L'ex sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, e la sua compagna, l'ex direttrice generale dell'SP Moro, Valentina Battiston, sono stati riconosciuti colpevoli di calunnia dal Tribunale di Udine. Per entrambi la condanna a 2 anni di reclusione, tutto ruota attorno all'acquisto di una casa. Denunciarono l'agente immobiliare per truffa, appropriazione indebita e utilizzo di atto falso. Dopo l'archiviazione del caso, però, sono stati accusati a loro volta di calunnia. Oggi l'ex sindaco di Codroipo, Fabio Marchetti, e la sua compagna, l'ex direttrice generale dell'ASP Moro, Valentina Battiston, sono stati condannati dal Tribunale di Udine a 2 anni di reclusione. Il giudice Giulia Pussini ha concesso la sospensione condizionale previo pagamento di una provvisionale di 4.000 euro. La vicenda, che non riguarda le cariche politiche e istituzionali dei condannati, risale al 2017, quando i due firmarono con l'agenzia Opera Immobiliare un preliminare per l'acquisto di una casa, salvo fare un passo indietro a stretto giro di posta. Secondo loro, infatti, dal documento era scomparsa una clausola, scritta a mano per volere di Marchetti, con la quale la validità del contratto era subordinata alla concessione di un mutuo da parte di una banca. Da qui la denuncia nei confronti del titolare dell'agenzia, Johnny D'Angelo. La procura udinese però ne chiese e ottenne l'archiviazione e i 2 d'accusatori divennero accusati. D'Angelo, rappresentato dall'avvocato Cristina Bertolano, si costituì parte civile chiedendo 96.000 euro di danni.
Siamo soddisfatti, commenta Bertolano, la sentenza cancella una macchia dal nome del mio assistito che ha sempre lavorato con diligenza e professionalità. Il difensore di Marchetti e Battistone, l'avvocato Maurizio Conti, ha annunciato ricorso in appello. L'alterazione del documento c'è stata, dice, ed è provata dalla presenza di un foglio di diversa grammatura, privo degli strappi da pinzatura presente negli altri. La plausibilità delle affermazioni dei miei assistiti, conclude, ci pare ampiamente provata. Non c'è pace per una ventina di allevatori friulani. Il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva annullato le cartelle esattoriali relative alle quote latte. Il Consiglio di Stato ha rimandato tutti i fascicoli a Trieste. In ballo ci sono oltre 8 milioni di euro. Il TAR del Friuli Venezia Giulia aveva annullato, perché prescritte, cartelle esattoriali per 8,2 milioni di euro relative allo sforamento delle quote latte. Oggi 19 allevatori friulani sono tornati alla casella di partenza. A causa di alcuni errori procedurali, infatti, il Consiglio di Stato ha annullato le sentenze del TAR regionale e gli ha rimandato i fascicoli per un nuovo esame. Il massimo giudice amministrativo ha accolto i ricorsi di Agenzia delle Entrate e Riscossione e Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura. Per il Consiglio di Stato, il TAR del Friuli Venezia Giulia stabilì la prescrizione senza disporre i necessari approfondimenti. Inoltre emise le sentenze senza dare alle agenzie il tempo di depositare nuovi documenti, come stabilito dalla legge. Occhiali, orologi, borse, pelletteria con i marchi contraffatti di alcune griffe più importanti prodotte in Ungheria passavano per Gorizia per poi essere venduti nei mercati rionali di Piemonte, Lombardia e Liguria. La Guardia di Finanza ha sgominato un sodalizio rom macedone, 18.000 i prodotti sequestrati, 17 le custodie cautelari. Passavano per Gorizia profumi, occhiali, orologi e borse contraffatti delle griffe più prestigiose, tra le quali Versace, Gucci, Dolce & Gabbana e Dior, destinati alla commercializzazione nei mercati rionali del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Erano provenienti nella gran parte dei casi dall'Ungheria. La Guardia di Finanza di Torino e Gorizia ha dato esecuzione questa mattina ad un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP nei confronti di 17 persone di origine rom macedone. Sono tutte indiziate di appartenere nell'ipotesi accusatoria ad un'associazione per delinquere finalizzata all'introduzione nel territorio dello Stato italiano di profumi e accessori di abbigliamento tarocchi. L'attività di polizia giudiziaria è mirata a disarticolare un sodalizio attivo sin dal 2017 ed è stata svolta anche attraverso intercettazioni telefoniche, il posizionamento di telecamere GPS veicolari, ha portato al sequestro di oltre 18.000 prodotti contraffatti. L'avventore di un locale viene preso a calci e pugni da due persone. La barista, anche lei inizialmente coinvolta nella lite, non allerta le forze dell'ordine. Così il questore di Pordenone sospende per 10 giorni la licenza del bar Caffè Noir di Porcia. Il questore della provincia di Pordenone, Luca Carocci, ha sospeso per 10 giorni l'attività del bar Caffè Noir di Porcia, un provvedimento assunto dopo che venerdì scorso nei pressi del locale di Via Serviti era scoppiata una violenta lite nella quale era rimasta coinvolta anche la barista che tuttavia né prima né dopo l'episodio violento aveva provveduto ad allertare le forze dell'ordine. I poliziotti della questura, allertati dalla sala operativa una volta sul posto, avevano accertato come al termine di un diverbio tra la barista e un avventore di 26 anni ne era scaturita una colluttazione. Successivamente l'avventore era stato aggredito da due persone, al momento non ancora identificate, che lo avevano preso a calci e pugni. Grazie al provvidenziale intervento di alcuni passanti, la situazione non era degenerata. Sarebbe stato quindi dovere della barista allertare le forze dell'ordine, cosa che invece non è avvenuta, da qui la decisione del questore di sospendere per 10 giorni la licenza del Caffè Noir. E di 4 persone ferite, fortunatamente non gravi, il bilancio di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la tangenziale nord di Udine, in comune di Tavagnacco. Diversi i veicoli coinvolti nello scontro, che avrebbe l'origine all'invasione di corsia di uno dei mezzi e quindi un primo schianto frontale che avrebbe poi causato gli altri incidenti. Sul posto sono tenuti gli agenti della polizia locale, vigili del fuoco e personale del 118. La tangenziale è stata parzialmente chiusa per permettere l'intervento dei sanitari. 3 attività sospese e sanzioni per 60.000 euro. All'esito dei nuovi controlli contro lo sfruttamento del lavoro e rispetto della normativa sulla tutela della salute e della sicurezza effettuati nell'ex provincia di Udine da parte del nucleo ispettorato Carabinieri del Lavoro di Udine. I militari, grazie anche alla collaborazione dei colleghi delle compagnie di Udine, Palmanova e La Tisana, hanno ispezionato diverse ditte agricole e operanti nel settore dei servizi alla persona, verificando la posizione di 17 lavoratori. A seguito delle ispezioni sono stati
sospesi per la presenza di lavoratori in nero, 2 centri massaggi, uno situato alla Tisana, uno a Cassacco, un'azienda agricola di Chiopris Viscone e un'attività commerciale di Cassacco. 11 lavoratori in nero, tra cui 4 irregolari sul territorio, sono stati scoperti dalla Guardia di Finanza di Pordenone, che ha sospeso 6 attività. Il risultato più rilevante è stato raggiunto tra le vigne di Caneva, dove sono stati individuati 8 lavoratori impegnati nella raccolta dell'uva. Dai riscontri effettuati 6 braccianti, tra cui 4 privi di permesso di soggiorno, di cui uno con un provvedimento di espulsione, sono risultati completamente in nero. Nei confronti di tutti i titolari delle 6 attività controllate, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e della maxi sanzione per impiego di manodopera senza la regolare assunzione, è stata disposta la sospensione dell'attività per l'impiego di personale in nero. Siamo alla politica, continuano le discussioni all'interno di alcuni partiti dopo l'esito delle elezioni politiche. L'obiettivo è quello di fare ordine in vista delle regionali del 2023. All'interno della Lega ieri sera non si è parlato del futuro del leader Salvini, ma l'umore in casa Forza Italia, sorride invece il Movimento 5 Stelle. Territorio, la parola d'ordine nei partiti dopo l'esito del voto di domenica è di tornare sul campo. Ovviamente si sorride in casa Fratelli d'Italia, primo partito a livello nazionale, con l'unico problema di formare un governo e di lavorare alle regionali partendo da una posizione di vantaggio importante, anche se tutti hanno garantito massima fiducia nell'attuale governatore Massimiliano Fedriga. Proprio Fedriga ieri era a Milano e oggi a Roma. Ieri, per parlare del futuro della Lega e dal confronto con il segretario Matteo Salvini, si è deciso di mettere ordine nel partito, visto che dal passaggio da Lega Nord a Lega in molti territori, tra cui il Friuli Venezia Giulia, non c'è stato più un segretario, ma prima Vania Gava e poi Marco Dreosto come commissari. Si partirà dai comuni, poi dalle province e infine le regioni, tutto da completare entro gennaio. Nel frattempo Matteo Salvini conta di portare avanti la sua segreteria concentrandosi nella formazione del nuovo governo. In casa Forza Italia i malumori sono un fiume carsico da diverso tempo e al momento solo Franco Mattius ha manifestato nuovamente un certo fastidio per la situazione attuale. Nel Movimento 5 Stelle invece si sorride, visto che alla vigilia del voto si temeva una debacle che non c'è stata grazie al lavoro di Giuseppe Conte, il quale però non è mai salito oltre il Tevere e dunque si punta a tornare sui territori anche nel freddo nord, spostandosi ancora verso sinistra nel Partito Democratico. Come da tradizione si deve riflettere e discutere e lo si farà in contemporanea a livello nazionale e regionale, ma con l'obiettivo di farlo entro gennaio, perché poi pancia a terra verso le regionali dove, verosimilmente, ci sarà anche la coppia Azione-Renzi con l'obiettivo di essere, se non protagonisti, almeno co-protagonisti. Certamente mi dimetterò perché è obbligatorio in quanto c'è incompatibilità. A dirlo oggi a Udine l'assessore regionale alla infrastruttura e trasporti Graziano Pizzimenti, neoeletto alla Camera dei Deputati per Lega, a margine di un convegno su logistica intermodalità organizzato dal COSEV. Domani andrò a Roma per la prima riunione, ancora non so precisamente quando, ma penso che le dimissioni dovranno esserci entro il 13 ottobre, dato della prima seduta della Camera, aggiunto. Per quanto riguarda la sua successione, da quanto mi dice informalmente il Presidente Fedriga, perché ancora non è stata presa la decisione finale, ha riferito Pizzimenti, l'orientamento sembra essere molto probabilmente che il governatore terrà le mie deleghe fino alla fine del mandato. I sindacati hanno autorizzato il gruppo coreano Disme a caricare 12 motori acquistati da Wärtsilä, un segnale di apertura dopo che il Tribunale di Trieste ha azzerato la procedura di licenziamento di 450 lavoratori. Il giudice del lavoro ha rinviato al 5 ottobre la discussione sul ricorso presentato dalla Regione. Via libera all'imbarco dei motori. FIM, FIOM e WILM e l'RSU del gruppo Wärtsilä, dopo l'incontro con i vertici della società controllata da Daewoo, hanno autorizzato a caricare 12 propulsori sulla UHL Fusion, ritornata ieri in città dopo la sentenza di venerdì che ha condannato Wärtsilä ad azzerare la procedura di licenziamento di 450 lavoratori. Fin dall'inizio della vertenza era stato detto chiaramente che i motori non sarebbero partiti fino a quando non ci sarebbe stato il ritiro della procedura, passaggio arrivato non per volontà del gruppo finlandese, ma poco cambia. DSME, la società di Daewoo
che si occupa della costruzione delle navi, potrà imbarcare solo i 12 motori, a patto che condanni pubblicamente sulla stampa internazionale il comportamento di Wärtsilä nei confronti degli operai, sostenga lo stabilimento di San Dolligo della Valle e ne difenda l'eccellenza. I sindacati hanno anche dato il via libera per tutelare le maestranze in Corea, che rischiavano ricadute economiche importanti per il fermo del cantiere a causa della mancanza dei propulsori. Sul fronte giuridico, il Tribunale del Lavoro di Trieste ha rinviato al 5 ottobre l'udienza sul ricorso presentato dalla Regione contro Wärtsilä e nel quale vengono sollevate questioni di legittimità costituzionale relativamente alla norma sulle delocalizzazioni vigente e utilizzata dal gruppo per chiudere lo stabilimento triestino. Per la Regione, infatti, essa non tutelerebbe a sufficienza il diritto al lavoro sancito dalla Costituzione. Grave scontro di gioco ieri sera durante un allenamento dell'SM Gradisca, società calcistica isontina. Un portiere che solo da un paio di giorni si stava allenando con la prima squadra ha sbattuto la testa contro un compagno dopo un intervento di gioco. Attimi di terrore in campo, poi la corsa in ospedale. Il ragazzo è ancora ricoverato in via di miglioramento. Gianluca Coccolo, il 24enne portiere dell'ISM Gradisca, colpito violentemente alla testa da un compagno di squadra in uno scontro di gioco, era in prova. La dirigenza della prima squadra di calcio lo aveva convocato per qualche allenamento e lui, a digiuno di pallone da diverso tempo, voleva a tutti i costi mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia del mister. La società per questo era in attesa di tesserarlo. In base ad una serie di prove, il presidente Paolo Lazzari avrebbe deciso se promuoverlo o meno. Ieri sera però è successo l'imprevedibile. Coccolo, durante la sua prima seduta di allenamento, ha avuto un violento scontro con un compagno ed è rimasto seriamente infortunato, ferito alla testa ed un ginocchio. L'episodio si è verificato a Gradisca di Sonzo, al campo sportivo Gino Colaussi. La Sores ha inviato sul posto un'automedica e un'ambulanza provenienti da Gradisca di Sonza e da Gorizia. Il giovane è stato stabilizzato e intubato sul posto e poi trasportato in gravi condizioni all'ospedale Cattinara di Trieste. Il portiere, che abita a Cormons, ha trascorso una notte tranquilla, seppure sedato ed intubato. I familiari e la fidanzata ora sono con lui. Le condizioni, come ha assicurato il presidente dell'ISM, che è in stretto contatto col direttore sportivo Francesco Volante, sono rassicuranti e vigile e al momento è quello che più conta. Associazioni di consumatori e Croce Rossa hanno incontrato questa mattina il prefetto di Udine Marchesiello per ragionare su come andare in aiuto ai cittadini sull'aumento dei prezzi, una problematica che colpisce sempre più aziende e sempre più famiglie. La prefettura di Udine scende in campo contro l'aumento incontrollabile dei prezzi di energie e beni primari. Il prefetto Massimo Marchesiello ha infatti convocato un tavolo di confronto sui prezzi con associazioni di consumatori di categoria, Croce Rossa, Comune di Udine e Guardia di Finanza. Oltre a rilevare le criticità presenti per aziende e cittadini, il tavolo opererà in coordinamento con gli altri organismi presenti sul territorio per i monitoraggi, come l'Osservatorio sui prezzi della Camera di Commercio, l'Osservatorio di rilevazione regionale e la Commissione prezzi del municipio udinese. Giudicati allarmanti i dati della Croce Rossa, che hanno visto un notevole aumento dei cittadini che si rivolgono in strutture di aiuto in difficoltà economiche. Ai prossimi incontri saranno coinvolti anche gli operatori della grande distribuzione per ragionare sull'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Il prefetto Marchesiello ha chiesto che al prossimo incontro le associazioni portino ulteriori proposte per capire come andare incontro ai cittadini in difficoltà. La terza commissione del Consiglio regionale ha iniziato la discussione sulla nuova legge per la disabilità, obiettivo approvare la norma entro la fine dell'anno. Ha iniziato oggi il suo percorso in Consiglio regionale la legge sulla disabilità. L'obiettivo, ha sottolineato durante i lavori della terza commissione il vicepresidente Riccardo Riccardi, è di far evolvere e non cancellare la legge del 96 che è stata precursore a livello nazionale. Il percorso era iniziato nel 2021 e si sono tenuti oltre 35 incontri con i portatori di interesse e alla fine il parere positivo della consulta regionale dell'Associazione delle persone con disabilità. È un'impostazione che prevede l'inserimento delle risposte ai bisogni delle persone con disabilità all'interno dei livelli essenziali di assistenza, recependo una norma dello Stato e che affronta dei percorsi di equità che per noi sono indispensabili. Quindi è un lavoro che continua, è un lavoro che ha visto questa regione negli anni come una delle regioni più avanzate e io mi auguro che questa norma, con il contributo di tutti, dove mi auguro che anche il percorso dell'Aula sia positivo, spero che questo sia un percorso nel quale la politica si prenda il lusso di non dividersi come ha fatto per l'invecchiamento attivo. Le premesse secondo me ci sono tutte. I portatori di interesse saranno presenti nella prossima seduta della terza commissione in programma il 5 ottobre e poi il provvedimento arriverà entro l'anno in aula.
Fiume Veneto ospiterà la celebrazione nazionale della 72esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro dell'Atmil il prossimo 9 ottobre. Per la prima volta ad ospitare la cerimonia sarà un'azienda privata con la partecipazione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il Presidente nazionale dell'Atmil Zoello Forni, il Presidente dell'INAIL Franco Bettoni. L'associazione, che conta 300.000 iscritti, ha sottolineato come siano in aumento le denunce di infortuni sul lavoro. Secondo l'INAIL, infatti, nei soli primi 7 mesi del 2022 gli infortuni sul lavoro a livello nazionale sono stati oltre 440.000, con un aumento del 41%, e sono in aumento anche le patologie di origine professionale. Missione nelle Marche, la comunità di Ostra, colpita dall'alluvione, ringrazia i volontari del Friuli Venezia Giulia per l'aiuto portato in questi giorni. Questa mattina una scuola elementare, prima inaccessibile per i danni causati dal maltempo, è stata riaperta, pronta ad accogliere nuovamente gli alunni, agevolando il ritorno alla normalità. Oggi i volontari saranno impegnati per ripulire dal fango il quartiere dove sorge l'istituto. Ieri i volontari hanno continuato a lavorare nei vari quartieri, continuando ad operare anche sotto la pioggia. Nell'ultimo giorno e mezzo sono riusciti a pulire e a mettere in sicurezza 20.000 metri quadri tra strade, marciapiedi e accessi alle case. I cittadini hanno ricambiato l'impegno della nostra protezione civile con la loro gratitudine, ma anche mettendo a disposizione generi di conforto per merende e spuntini. Una dichiarazione d'amore firmata da una donna russa nei confronti di un alpino friulano è stata trovata dai reperti della ritirata di Russia, tradotta ed ora esposta nel museo di Cargnacco. Nel museo, che ripercorre i tragici momenti della ritirata di Russia a Cargnacco di Pozzuolo, a 2 passi dal Tempio, dove riposano 8.300 persone, dove nella cripta sono presenti anche le spoglie del primo soldato rientrato in Friuli, c'è una storia che fa tenerezza. È una lettera nella quale una donna russa di fatto scrive manifestando il proprio amore per un tenente friulano. Questa qua è una testimonianza di un tenente, il tenente Venuti della divisione Iulia, che alloggiava nelle retrovie rispetto al fronte. E questa testimonianza raffigura una dichiarazione d'amore fatta da Raissa, che abitava con il tenente all'interno dell'Isba. Un giorno il diario viene sottratto e appunto viene scritta questa dichiarazione, e solo più avanti il tenente scoprirà cosa c'è effettivamente scritto e l'amore che viene confessato appunto da parte di Raissa. Un sentimento d'amore messo per iscritto, altro che attraverso un SMS, inchiostro che traccia una dichiarazione tradotta da parte di una donna completamente presa da quell'uomo in divisa che aveva saputo lasciare il segno. Come siete arrivati a questa che viene definita nota piacevole in mezzo a tanti sacrifici e dolori di una ragazza russa ad un alpino? C'è stata appunto fornita come reperto e noi abbiamo estrapolato le varie informazioni che ci sono all'interno e siamo venuti anche a conoscenza di questa testimonianza. Siamo in chiusura, vi lasciamo le notizie sportive subito dopo la pubblicità. Grazie per l'attenzione e buona serata con Telefriuli.